Oggi mi trovo a Conegliano e per molti di voi il nome di Conegliano rimanda a un'importante realtà, il Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene appunto, ma Conegliano è anche patria di altre realtà culturali e anche enogastronomiche. Alle mie spalle It's Bistro. It's Bistro è una realtà importante per Conegliano e non solo. Qui troviamo le eccellenze enogastronomiche e vi presenterò un ospite che non vi aspettate. Continuate a seguirci. Oggi, come vi avevo preavvisato, siamo a Conegliano. Conegliano è nota per il consorzio del Prosecco Superiore di OCG di Conegliano e Valdobbiadene, ma ovviamente a Conegliano abbiamo anche altre eccellenze. Siamo qui con un ospite speciale che ci racconta queste eccellenze che travalicano il Veneto e sono racchiuse in una guida. Maurizio, cosa ci hai portato oggi? Insomma, intanto buongiorno a tutti, grazie per l'ospite speciale. No, sono tanti anni che noi raccontiamo un territorio straordinario, è la macro regione dell'Alpe Adria, quindi sono 4 nazioni, parte di 4 nazioni perché diciamo, è il nord-est Italia quasi fino alla Lombardia, il Trentino Alto Adige, il Veneto, il Friuli Giulia, ma poi c'è una parte dell'Austria, quindi la Carinzia e la Stiria, e poi c'è la Slovenia tutta intera e una parte della Croazia, almeno nella parte diciamo istriana e territorio e zona del Quarnero. Questo è un po' il nostro territorio, se volete, ecco perché chi c'è vuole magari... C'è una bellissima cartina proprio all'inizio, è proprio all'inizio e questa della guida. Ve la metto in... Facciamola vedere, benissimo. Ecco. Ed è questo bacino che è una macroregione davvero naturale, unica al mondo. Ma perché unica al mondo? Se pensi quanta storia si è incrociata in questo territorio è una cosa fantastica. Parlavamo prima di un crocevia veramente unico. Crocevia unico perché intanto abbiamo avuto la Repubblica che è stata la Repubblica più leggera al mondo, la Repubblica di Venezia, con i suoi 900 anni di storia. Non ci sono repubbliche che hanno ancora raggiunto questa età. E quindi abbiamo avuto la Serenissima Venezia che ha dato molto in parte di questo territorio e che si è incrociata negli anni con le culture dei Balcani, con i commerci ovviamente dell'Asia, con diciamo, la Mitteleuropa, quindi con l'Austria, ecco, quindi un crocevia veramente unico. Questa diversità, questa coinè di culture, di commerci, ha fatto sì che questo territorio, oltre a essere straordinario a livello turistico e morfologico, è straordinario per quello che riguarda la cultura enogastronomica, quindi tante cucine assai buone, tanti prodotti particolari e tanti vini. E questa tua intuizione è diventata questa guida che noi possiamo beneficiare, ma partiamo un po' anche più indietro, perché prima appunto facevamo 2 chiacchiere prima di iniziare questa intervista e mi hai raccontato brevemente un po' la tua storia, che è molto anche ricca e intensa, perché tu provieni ovviamente da un territorio come questo, che è un territorio di vino, diciamo tra virgolette, hai fatto la scuola enologica qui di Conegliano e poi sei andato in giro un po' per il mondo, perché ricordiamo ai nostri telespettatori che Maurizio ha un trascorso importante. Dici un po' il tuo brevemente. Diciamo che ho un trascorso artistico. Ho studiato alla scuola di enologia di Conegliano, ho un cognome che comunque Potocnik è sicuramente adatto anche a questo territorio, perché quando vado in Slovenia e in Croazia mi dicono signor Potocnik, prego. E quindi ci intendiamo bene, ma sì, sono partito giovane, poi dopo la scuola sono stato diversi anni via. All'epoca ho fatto 11 dischi, ho fatto 2-3 anni di festival bar, sono stato anche ospite a Sanremo, insomma straniero addirittura. Proprio da qui nascono i tuoi appunti in questa agendina che poi pian piano si sono arricchiti e un po' la guida parte un po' anche da lì. Sì, perché effettivamente già a quegli anni, parliamo degli anni 80, ero un grande appassionato di vini ed ero un grande appassionato di ristoranti.
E quindi a me piaceva molto e segnavo ogni ristorante che andavo a visitare con una compagna di un territorio, di un altro territorio e insomma mi segnavo i menù e i vini e quindi io mi sono trovato, dopo qualche anno mi sono trovato un bel taccuino, un centinaio di indirizzi dove sapevo esattamente sempre che vino scegliere e sempre che piatto mangiare e consigliare alla mia compagna del momento. E quindi ecco, diciamo che questo è l'aneddoto. Questo non è un aneddoto, è veramente la verità da dove nasce, prende avvio questo progetto che poi ovviamente si è arricchito, si è consolidato e si è consolidato perché in realtà noi siamo qui, diamo un'anteprima ai nostri telespettatori perché vedo qui giovedì 1 febbraio presentazione della 22esima edizione, quindi già 22 edizioni. Corretto, giovedì 1 febbraio siamo qua da Izza Conegliano, avete dato anche un'occhiata in giro, giusto, voi di Venezia Channel. Bellissimo. È un luogo di ristorazione, è un'enoteca formidabile, la presentazione è già stata fatta l'anno scorso, è intervenuto anche il presidente Luca Zaia e quindi ci ha fatto piacere, speriamo che venga anche quest'anno. Ci saranno tutti i colleghi, ecco perché voglio dire una cosa molto importante. Cosa fa la differenza da questa guida a un'altra guida? In questo territorio abbiamo 11, 12, 13 collaboratori, di cui una decina giornalisti storici. Alcuni li conosci, no, ma alcuni li conosci molto bene, conoscono profondamente il loro territorio e amano, come amo io, questo territorio e la cucina e i vini e i prodotti. E quindi questo fa sì che la squadra di Club Manière Ben sia una delle squadre più forti in questo momento, più unite e che condividono lo stesso obiettivo, che è quello semplicemente di divulgare l'altissima qualità del livello enogastronomico di questa terra. Perché essendo persone che in qualche modo tracciano, come dire, il loro pensiero sul territorio, vanno anche meglio a trovare le eccellenze del territorio, cioè le scovano, le raccontano e in qualche modo c'è, come dire, una prova provata della qualità di questi, io direi artisti della cucina, perché certe volte sono veramente dei personaggi che hanno queste tavolozze di colori e ti preparano dei piatti incredibili. Sì. Il livello della cucina di questa macroregione è davvero straordinario e introvabile nel mondo. Quindi solo questo territorio, a cavallo delle Alpi, tra l'Alto Adriatico e le Alpi, e quindi l'Alte Adria, c'è questa intersecazione, questa cultura del cibo e del vino che è davvero unica. Quindi io veramente invito tutti gli ascoltatori a scoprirla, ovviamente a conoscere anche la nostra guida perché è la 22esima edizione, quindi sono tante edizioni. Questo è un lavoro nel quale bisogna avere molta esperienza e fare tante esperienze ti permettono di avere una cultura, e questo lo hanno anche tutti i nostri giornalisti, profonda di quello che è la cucina in piatto, perché questo è quello che vogliamo raccontare. A diversità di altre guide che vanno a mettere un punteggio, non parlano con nessuno e se ne vanno via. La nostra guida invece è fatta per parlare, raccontarci e quindi mettersi magari anche a tavola o dopo pranzo o dopo cena assieme e raccontarsi perché la scelta di un prodotto, perché piuttosto di un altro, perché una cottura di un tipo piuttosto di un altro, e quindi ecco che diventa un lavoro di approfondimento che si arricchisce ogni visita che fai. Io intanto ti faccio i complimenti perché veramente un lavoro come questo è una bella intuizione e poi anche la tua disponibilità a seguire appunto 22 edizioni penso sia anche un lavoro abbastanza importante e pesante, anche oltre al bello c'è anche poi il lavoro dietro le quinte di preparare una guida come questa, che c'è una revisione, controllo. Beh, sai, perché alla fine ovviamente poi della guida si parlerà dei ristoratori, di quelli che hanno vinto, perché ci sono 15 award della Piadria internazionali quest'anno, si parlerà dei ristoranti, si parlerà degli chef, di vini, eccetera, eccetera. E li presenterai tutti i giovedì? Ci saranno alcuni di loro giovedì, ma
nessuno conosce effettivamente il lavoro dell'editore. Il lavoro dell'editore è un lavoro molto pesante. Insomma, è molto complesso, perché non si tratta solo di scrivere, ma si tratta di ricontrollare parola per parola, spesso. Mettere insieme, organizzare, e quindi c'è una prima parte di inserimento, di inserimento, di grafica, di contenuti, di ricerca, di prodotti. Quest'anno tra l'altro parliamo di 60 prodotti d'autore oltre ai 400 ristoranti segnalati. 60 prodotti sarebbero, spiegamoli meglio? Sono 60 prodotti che abbiamo ricercato in questo territorio tra piccoli artigiani, quindi dalla carne ai salumi del Friuli Venezia Giulia, a Vicenza, al bagos, alla farina di storo, all'Istria, al branzino che ti può arrivare qua allevato in Istria di altissima qualità, cioè ai tartufi di Muzzana, ai tartufi istriani. Cioè. Questo è bellissimo, perché i nostri spettatori, che spesso sono cosiddetti enoturisti, insomma il turista attento a queste cose, può, leggendo la tua guida, anche andarseli a trovare, visitare queste aziende, quindi vedere proprio di persona come vengono prodotti e quindi valutare la qualità anche di questi. È proprio fatta per questo, perché oltre ai 400 ristoranti di questo territorio appunto ci sono questi 60 prodotti, si vede in questa fascetta qua ci sono i 60 prodotti che abbiamo cercato quest'anno, per dirti, c'è il tolmink bombato. Chi lo conosce questo? Chi lo conosce questo formaggio? Ma se qualcuno avrà la fortuna di incontrare questo piccolo produttore dei monti di Slovenia, rimarrà folgorato dalla bontà di questo prodotto. Come questo ce ne sono 60. Quindi vanno dagli aceti al sale, ai dolci, al pane. Si parla sempre poco del pane a tavola. Il pane a tavola è un elemento importantissimo, abbiamo selezionato delle aziende delle farine e dei panificatori straordinari, c'è un piccolo panificatore di Revine Lago. Scusa se ti interrompo, ma oggigiorno effettivamente con giustamente questa distribuzione che aumenta sempre di più, certe volte viene penalizzata un attimino la qualità, nel senso che effettivamente anche un bene come il pane oggigiorno, tra i congelati, insomma un sacco di prodotti, c'è in vendita tantissime cose che non hanno più la tradizione qualitativa di una volta. Tu invece vai a trovare quelli che ancora mantengono queste tradizioni e queste qualità. Ma sai, io credo che in questo momento il mercato globale va su due strade. La strada che è quella, diciamo, che tutti devono mangiare, e quindi del low cost, il basso costo del prodotto, e quindi di incerta produzione, di dubbia a volte anche produzione, e invece la strada dei prodotti ben selezionati, di piccoli artigiani. È giusto che nei nostri territori vivano anche loro, perché solo loro possono garantirci un prodotto esclusivo, unico. Costerà un po' di più, certo, ma ne mangiamo un po' di meno e abbiamo 10 volte di più un'esperienza migliore. Quindi questo è il concetto anche della guida: vicino alla terra, vicino ai piccoli produttori, che anche loro devono crescere, e ovviamente vicino ai vignaioli. Quest'anno ci sono 80-90 vini di annate speciali, riserve e i vini più costosi, quindi c'è una collezione di vini dell'Alpe Adria che è davvero unica. Ci sono dal Cartizze, diciamo che è il vino magari che è a minor costo, dai 18 ai 20 euro, fino all'Amarone e fino ai vini friulani di Miani, ad esempio, che possono arrivare anche a 700 euro a bottiglia. Ultima cosa, proprio l'invito è quello di dire: prendetevi questa guida, perché è un'ottima guida per passare anche un weekend in giro per le nostre zone, perché sono tutti posti facilmente raggiungibili. Un weekend, una notte fuori, tornate a casa con un'esperienza unica e veramente apprezzando quello che è il territorio unito a questi prodotti eccezionali. Poi voglio concludere invitando ovviamente tutti a partecipare giovedì prossimo, perché è aperto a tutti quanti, qua da Izza Conegliano, in via Cesare Battisti. Ci sarà anche una degustazione di questi prodotti, di alcuni vini, quindi ci sarà una bella presentazione e potete venire a scoprire la guida. Maurizio, a favore di telecamera facciamo vedere ancora la copertina di questa guida. Sì, però guarda, se voglio farvi vedere questo loghetto qua, che anche questo è una novità. Sì. Allora, questo è il logo dei premi che ogni anno
diamo alle migliori cucine, ai migliori prodotti e ai migliori vini. Questo invece è un nuovo marchio che ho costruito, diciamo, da quest'anno, parte da quest'anno, perché a breve uscirà una guida che si chiamerà Relax e Gourmet, una serie di hotel. Io ho lanciato la palla, Relax, una serie di hotel di soste calibrate esclusivamente sul benessere naturale della cucina e anche del servizio magari di wellness e di spa. Guardate, questa cosa non era preparata, ho lanciato la palla a Maurizio e lui subito l'ha colta, perché è un servizio nuovo ed è molto importante per tutti noi che andiamo in giro. Benissimo. Cosa dici? Magari chiamiamo Tino anche? Ma certo, io prima, sfogliando la guida, casualmente sono finito su una pagina Trepanoce del nostro amico Tino Vettori. Certo, abbiamo un premio quest'anno dedicato a Tino ed è un premio che riteniamo importante. Allora, noi quindi... casualmente Tino è qui in giro, no? Prego, vieni qui a fianco mio. Vieni qui. Tino è un amico, lo avete visto già in molte occasioni, alla Mostra del Cinema di Venezia, insieme con l'AIS, degustazioni, e naturalmente non potevi non essere nella guida dei migliori. E tra l'altro mi diceva Maurizio che hai portato a casa un altro premio, che la tua bacheca è piena di premi. Sì, di questo sono molto orgoglioso, ringrazio Maurizio e la sua guida, perché è una grande soddisfazione per me, e di un lavoro continuativo che continuiamo ogni giorno a impegnarsi a svolgere nel nostro mondo del food, della cucina e dei grandi eventi. Dobbiamo continuare su questa strada, perché penso che questa strada sia il futuro del nostro territorio e del nostro paese, perché abbiamo una risorsa che tanti altri non hanno e passa tutta tramite le nostre mani. Però non puoi cavartela così, prima di andare via ci devi lanciare un'anteprima, qualcosina che c'è, che bolle in pentola, tanto per rimanere nel discorso. Adesso dipende su che pentola, dipende di quale sia il progetto che ne stiamo parlando. Ma non so, Mostra del Cinema, Biennale, Venezia, Prosecco, candidatura UNESCO, ne abbiamo di cose da parlare? Allora, come dire, con il Prosecco sto facendo una grossa collaborazione, un'apertura che faremo nei prossimi mesi qui, che stiamo aperto a Milano, all'interno dell'Eccelsior, una parte di ristorazione, e proprio col consorzio del Prosecco all'interno del DOCG, tutto un accordo particolare di promozione, di degustazione e di cucina, e anche di piatti a base di Prosecco, che è un ottimo prodotto da abbinare in cucina col pesce. Io ne sto operando sempre a grande quantità. Bene, quindi come vedete oggi vi abbiamo regalato uno spaccato di quello che è la migliore ristorazione del Veneto e appunto di Alpe Adrie, questa macro regione che in qualche modo vede al centro il Veneto sicuramente. Abbiamo parlato del Prosecco, sapete che c'è la candidatura dell'UNESCO per le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Che altro dire? Appuntamento al 1° febbraio con la presentazione ufficiale della guida. Certo, volevo anche dire un'altra cosa per quanto riguarda lo chef Tino Vettorello. È uno chef che apprezziamo al ristorante, ma è uno chef che apprezziamo in manifestazioni che esportano fuori dal nostro territorio la nostra cucina, le nostre tradizioni, una cucina moderna, rivista calibrata molto bene, studiata molto bene, proprio sull'orto e sul pesce dell'Alto Adriatico. E quindi Tino Vettorello quest'anno per noi era importante dargli un premio proprio come riconoscimento a questo suo lavoro anche nei grandi eventi nazionali ed internazionali, come in questo caso della Mostra del Cinema di Venezia, che ovviamente succede a Venezia, e Venezia è il centro dell'Alpe Adria. Complimenti ancora. Grazie. Grazie ancora. Grazie. Complimenti Maurizio. Grazie a voi, a presto, vi aspettiamo.